Depuratore di Sestri Levante, il TAR Liguria ha respinto il ricorso del comitato di Santa Margherita di Fossalupara. Il collegio ha giudicato improcedibile il ricorso, ma ha anche valutato il merito. Il progetto va avanti, dice il sindaco. Prorogato sino alle 2 di questa notte l'allerta gialla sulla Liguria. Nel pomeriggio i primi fenomeni temporaleschi nel Savonese e nel Genovese, monitorati i bacini medi e piccoli. Presentato al pubblico il restauro delle 2 casse processionali del Maragliano, le opere hanno fatto ritorno in cattedrale, recuperata l'antica cromia dopo mesi di delicati lavori. Tutti i battezzati sono chiamati ad annunciare il Vangelo, l'invito all'Angelus del Pontefice, che ha poi indicato lo stile da assumere non come divi in tournée, ma forti solo della parola di Gesù. Oggi si celebra la Beata Vergine del Monte Carmelo, stamani messa del Vescovo a Castiglione. Da Maria ha spiegato, richiamando l'Assemblea Sinodale di giugno, l'invito a vivere come fratelli. Oltre 300 presenze per il concerto all'alba proposto dal Comune di Chiavari sul Lungomare, applausi e consensi per l'esibizione dell'ensemble Archi all'Opera, iniziata alle 5:45 del mattino. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. In apertura parliamo di depuratore di Sestri Levante. Il TAR della Liguria ha respinto il ricorso del Comitato per la salvaguardia del territorio di Santa Margherita di Fossalupara, contrario alla costruzione dell'impianto a Ramaia. Il giudice amministrativo ha rigettato il ricorso sia nella forma sia nei contenuti. Il progetto può ora andare avanti con più tranquillità, così ha dichiarato il sindaco. La notizia della sentenza del TAR è giunta in comune mentre era in corso una riunione di giunta. Il servizio da Sestri Levante. Sul depuratore di Ramaia il TAR chiude un capitolo. Il ricorso del Comitato per la salvaguardia del territorio di Santa Margherita di Fossalupara è stato respinto nella forma e nei contenuti. Intanto a monte ci sarebbe un ricorso sbagliato, rivolto cioè contro gli atti sbagliati. Tuttavia il collegio ha analizzato e rigettato tutte le censure presentate dalla parte ricorrente, ritenendole infondate o non condivisibili. Il TAR ha valutato in primis la preoccupazione di un ritardo nella costruzione del depuratore, con il rischio di una elevata sanzione europea. In questo senso, la sentenza riportata dal Comune di Sestri Levante dice che la preminenza attribuita dalla città metropolitana ai terreni di Ramaia non appare illogica. Poi, sulla mancata sottoposizione alla valutazione ambientale strategica, il giudice ha stabilito che sarà la conferenza di servizi ad analizzare le questioni riportate ed eventualmente determinarsi per l'apertura del procedimento. Tra gli altri aspetti, infine, il TAR Liguria riconosce come aggiornamento e non come variante la modifica al PUC adottata dal Comune di Sestri Levante. Respinta anche la contestazione dei ricorrenti sull'incongruità del luogo scelto, appunto quello di Ramaia. Pertanto l'iter dell'impianto va avanti senza interruzioni, come spiega il sindaco Valentina Ghio. Sta procedendo la progettazione sia impiantistica, che ormai è quasi a completamento, che la progettazione architettonica e paesaggistica, e sta andando avanti il piano di caratterizzazione, al cui termine ci saranno le indicazioni per dare modo ad ARPAL e alla conferenza di servizi di capire se occorre fare bonifica o altro tipo di interventi. Ora abbiamo già in corso diversi appuntamenti con il soggetto gestore e con la città metropolitana, proprio per portare avanti le pratiche in itinere, ecco. Quindi direi che andiamo avanti nel percorso che era già stato stabilito, adesso con maggiore tranquillità. Un mezzo in avaria dell'ATP in via Mameli a Rapallo ha reso questa mattina ancora più caotico lo scorrimento del traffico nella cittadina del Tigullio occidentale. Coloro che si sono trovati a transitare nella zona all'uscita del casello autostradale sono rimasti incanalati in lunghe code per oltre 40 minuti. Complici diversi fattori, lavori in corso che rendono impercorribile tutta l'area del lungomare, al contempo le previsioni di allerta meteo che hanno indotto molte persone a ricorrere all'uso dell'auto al posto dei mezzi a 2 ruote. Ai disagi patiti degli automobilisti si sono aggiunti anche quelli dei pendolari che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere Santa Margherita Ligure e che hanno viaggiato con considerevole ritardo.
È stata prorogata sino alle 2 di questa notte l'allerta meteo gialla sulla Liguria diramata da ARPAL. I primi fenomeni precipitativi si sono registrati nel pomeriggio con picchi superiori ai 68 mm a Savona e anche nell'Imperiese. Sul Levante le precipitazioni sono attese nelle prossime ore. Vediamo. Prolungata sino alle 2 di questa notte, l'allerta gialla diramata in mattinata dalla Protezione Civile regionale nel Tigullio si è fatta sentire solo a sprazzi. Un pomeriggio trascorso nella tranquillità, ma nella nottata potrebbero arrivare le precipitazioni temporalesche che hanno coinvolto soprattutto Savonese e Genovese. Il passaggio attraverserà la regione, tra l'altro nelle zone vicine, Francia, Pianura Padana, Basso Piemonte, sono previsti temporali anche piuttosto intensi, temporali che peraltro e precipitazioni che quando saranno più intense porteranno anche a una certa diminuzione della temperatura. I fenomeni andranno gradualmente attenuandosi dalla serata, potranno essere ancora possibili rovesci temporali nelle prime ore della notte e poi si andrà verso un esaurimento dei fenomeni e domani ci attendiamo tempo decisamente migliore con temperature nuovamente in aumento. Dall'inizio dell'evento si sono registrate cumulate pari a 68,2 mm a Savona con picchi sino a 20,6 mm in 15 minuti e 9,2 mm in 5 minuti. Sempre nel Savonese, in località Montagna, 64,6 mm, Colle di Melogno 56,8 mm. In provincia di Genova si segnalano i 25,6 mm in mezz'ora a Toriglia, mentre nell'Imperiese alle 17 Pieve di Teco ha toccato i 20,6 mm in un'ora. Sorvegliati speciali i bacini medio-piccoli. È necessario in occasioni come queste avere un occhio d'attenzione particolare soprattutto per i bacini piccoli e medi, proprio per la rapidità delle risposte a fenomeni che possono essere di breve intensità, di breve durata ma di forte intensità e che quindi provocano in questi tipi di corsi d'acqua risposte, ovvero innalzamenti più veloci. In questo insolito mese di luglio l'allerta diramato oggi è il terzo nell'arco di meno di una settimana, con un'alternanza tra maltempo e repentini miglioramenti che sembra destinata a protrarsi. Diciamo che adesso si vede questa nuova rimonta anticiclonica, dalla giornata di domani per qualche giorno. Però ovviamente ci fermiamo alla canonica distanza dei 3 giorni proprio anche perché si tratta di un periodo particolarmente instabile. Un privato ha segnalato la presenza di idrocarburi in mare tra Chiavari e Zoagli. Il fatto risale al pomeriggio di ieri. Sul posto il personale della Guardia Costiera che ha effettuato 2 prelievi di acqua. I campioni saranno consegnati ad ARPAL per accertare un eventuale inquinamento. Cronaca, domenica di grande lavoro per la Guardia Costiera. Ieri mattina durante il pattugliamento della costa è stato individuato un sub intento a pescare in una zona di mare destinata alla balneazione nell'area di Riva Trigoso. Si trattava di un turista al quale è stata comminata una sanzione di 1.000 euro. Sequestrata l'attrezzatura, tra cui 2 fucili subacquei. Sempre in mattinata nell'area marina protetta di Portofino è stato sanzionato un diportista che stava conducendo la propria imbarcazione senza aver con sé la patente nautica. Nei guai anche un'unità di appoggio ai diving che non aveva la prevista bandiera di segnalazione dei sub. Infine in tarda serata la Guardia Costiera è intervenuta a Santa Margherita Ligure per soccorrere una turista torinese che si è ferita scivolando all'interno di uno stabilimento balneare. Domenica notte i carabinieri di Santa Margherita hanno denunciato 4 persone per guida in stato di ebbrezza. Nei guai un 37enne romano residente a Milano, un 30enne milanese, un 28enne di Genova e un 21enne straniero residente a Rapallo, che aveva peraltro causato un incidente. Ed è stato ufficialmente presentato al pubblico il lavoro di restauro delle 2 casse processionali del Marregliano, nei giorni scorsi ricollocate in cattedrale a Chiavari. Recuperata la cromia delle opere dopo un attento e delicato lavoro di mesi. Sabato sera la presentazione è accompagnata da un concerto della Superba Chamber Orchestra. C'eravamo anche noi. Vediamo il servizio della cattedrale di Chiavari.
Per molti versi è stato un ritorno a casa, per le opere del Maragliano, ricollocate a fianco dell'altare maggiore, per G.B. Campodonico, che fu maestro di cappella in cattedrale, omaggiato dalla superba Chamber Orchestra, e per tanta gente che si è concessa una serata di arte, cultura e riflessione. La presentazione del restauro delle 2 casse processionali di Anton Maria Maragliano, ha infatti spiegato il vescovo, è un segno per ricordare che la cattedrale è casa di tutti. È diventata custode di tradizioni antiche, di devozioni popolari, e quindi ha esercitato il suo compito di madre e custode di quelli che sono tesori della vita chiavarese. Le 2 casse processionali, Tentazioni di Sant'Antonio Abate nel deserto e San Francesco che riceve le stimmate, erano custodite in 2 oratori cittadini non più esistenti. Giunsero in cattedrale a fine Settecento. Le opere, frutto del genio barocco del Maragliano, sono state oggetto di un delicato restauro. Da molti anni non si metteva a mano a queste opere, quindi diciamo che la cromia era completamente oscurata dai giacimenti, dalle sovrapposizioni, e poi soprattutto avevano un gran pesante attacco degli agenti xilofagi. La serata ha visto gli interventi della sovrintendenza, dei restauratori e delle autorità. La superba Chamber Orchestra, diretta da Danilo Marchello, ha proposto il Pastorale di Campodonico e un brano di Vivaldi. Il restauro è stato finanziato dalla Compagnia di San Paolo, dal Comune e da numerosi privati. Ci sono altre opere a cui deve essere restituita nuova luce. Per esempio la cupola, se guardiamo in alto vediamo una rete che da 4-5 anni sosta sovrana sulla cupola appunto della cattedrale, e quindi che va rimessa a posto. La presentazione è stata integralmente ripresa da Telepace e vi ricordo che verrà trasmessa sabato sera alle 21:10 su Telepace 1, al canale 15 del vostro telecomando. Ricordate, sabato sera. All'Angelus domenicale il Papa ha parlato dello stile missionario che i cristiani devono avere. Il centro sia ovviamente Gesù, e il volto quello della povertà dei mezzi, accettando anche il rifiuto e il fallimento, senza appoggi e senza favori. Un battezzato, ha detto il Sommo Pontefice, che non sente il bisogno di annunciare il Vangelo, di annunciare Gesù, non è un buon cristiano. La sintesi nel servizio curato dal Centro Televisivo Vaticano. Lo vediamo insieme. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Non divi in tournée né imprenditori, si annuncia il Vangelo come i santi, umili lavoratori del regno. È l'invito che il Papa rivolge all'Angelus ai battezzati, chiamati tutti alla testimonianza nei vari ambienti di vita. Un battezzato, ha detto il Papa, che non sente il bisogno di annunciare Gesù non è un buon cristiano. Lo stile sia poi quello della sobrietà. Il Maestro li vuole liberi e leggeri, senza appoggi e senza favori, sicuri solo dell'amore di Lui che li invia, forti solo della sua parola che vanno ad annunciare. Il bastone e i sandali sono la dotazione dei pellegrini, perché tali sono i messaggeri del regno di Dio, non manager onnipotenti, non funzionari inamovibili, non divi in tournée. 2 dunque gli aspetti centrali per i discepoli missionari, che il centro di riferimento sia Gesù e la povertà dei mezzi. Non erano funzionari o imprenditori, ma umili lavoratori del regno. Avevano questo volto, e a questo volto appartiene anche il modo in cui viene accolto il messaggio. Poi fatti accadere di non essere accolti o ascoltati. Anche questo è povertà, l'esperienza del fallimento. La vicenda di Gesù, che fu rifiutato e crocifisso, prefigura il destino del suo messaggero, e solo se siamo uniti a Lui, morto e risorto, riusciamo a trovare il coraggio dell'evangelizzazione. Oggi la Chiesa celebra la Beata Vergine del Monte Carmelo, tutte le comunità in festa in questi giorni nella nostra diocesi. Questa mattina il Vescovo ha presieduto la Santa Messa nella chiesa di Sant'Antonino a Castiglione Chiavarese. Monsignor Tanasini ha richiamato tutti a vivere in fraternità. La sintesi nel servizio che segue.
Maria non è soltanto madre, patrona, modello, tutti i termini riferibili alla devozione carmelitana, ma anche sorella. Così il vescovo, celebrando la festa di Nostra Signora del Carmine questa mattina a Castiglione Chiavarese. Gesù, d'altra parte, ha spiegato, ha messo l'uomo nella condizione di essere figlio di Dio, dunque suo erede. Questo sguardo di famiglia ci riguarda, ha detto Monsignor Tanasini. Di qui l'invito alla fraternità, richiamando uno dei punti fermi delle linee guida dell'Assemblea Sinodale di giugno, vivere come fratelli. Lo siamo, fratelli. Lo siamo nelle nostre comunità, ci impegniamo a vivere questo rapporto profondo, basato sull'appartenenza unica al Padre che sta nei cieli, avendo come madre Maria, ecco l'impegno della fraternità. Essere fratelli vuol dire non essere estranei, stimarsi, aiutarci, sostenerci, al di là delle simpatie, delle appartenenze, superando i motivi di divisione, di gelosia. Nostra Signora del Carmine è dunque una festa che a Castiglione Chiavarese, come nel resto della diocesi, richiama il concetto di casa e famiglia, recupera il senso materno di Maria. Tante le persone che hanno partecipato alla messa e che vivono la festa come un momento di incontro immancabile con la Vergine. E li vedi venire, sostare davanti a Maria e io mi immagino quante cose consegnano a lei, davvero in una confidenza proprio materna. Quindi anche qui a Castiglione questa festa è molto sentita. Queste realtà sono forse le uniche che sono rimaste, che possono veramente radunare tutti. Vengono da diversi posti, perché tanti da qui magari sono a Chiavari, a Sestri, anche a Genova, però li vedi ritornare proprio per questa circostanza. Quindi posso dire in una parola che io sperimento questa festa come una festa di famiglia, in casa proprio. Nel giorno in cui la Chiesa celebra la solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo, la famiglia di Telepace fa memoria grata del dono che è stato per tutti noi Carlo Odello, volontario storico dell'amministrazione. Oggi ricorre infatti il 10° anniversario della sua scomparsa. Carlo è stato un collaboratore dell'emittente sin dall'esordio, amico fidato e confidente. Oggi pomeriggio nella Chiesa degli Escolopi, in via Rivarola a Chiavari, è stata celebrata una messa in suffragio, in occasione per ricordare nella preghiera tutti i volontari che ci hanno preceduto nel Regno dei Cieli e che hanno sostenuto con affetto e dedizione la nostra televisione. Lutto a Casarza Ligure per la scomparsa di Angelo Stagnaro, noto soprattutto per essere stato il fondatore e il direttore del Museo Parma Gemma. L'uomo, che aveva 78 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa in via Nuti. Era morto probabilmente da 5 giorni, stroncato da un malore. A dare l'allarme un amico che non riusciva più a mettersi in contatto con lui. Sul posto 118 i vigili del fuoco di Chiavari che hanno provveduto al recupero della salma. Stagnaro era molto conosciuto in tutto il Tigullio. Il Museo Mineralogico Parma Gemma era nato da un progetto di iniziativa culturale nel 1975, ma aveva visto ufficialmente la luce nei primi anni 80, con varie vetrine contenenti migliaia di campioni di minerali. Il museo era sede anche delle cosiddette bombosculture, opere realizzate da Stagnaro con tubi e lamiere e visitate negli anni da numerose persone. Il funerale di Angelo Stagnaro si terrà mercoledì 18 luglio alle 10:30 nella chiesa di San Michele a Casarza Ligure. Ha riscosso un successo inaspettato il concerto all'alba proposto dal Comune di Chiavari nelle prime ore del mattino di ieri. Alle 5:45 è iniziata l'esibizione di Ensemble Archi all'Opera del Teatro Carlo Felice di Genova e sul lungomare chiavarese. Oltre 300 le persone presenti all'esibizione che ha incuriosito anche diversi passanti. Vediamo. Come è nata l'idea di questo concerto all'alba e si aspettava una partecipazione così numerosa? Giulio Glavina degli Archi all'Opera mi ha proposto questa iniziativa. Da prima ero un po' titubante, ma poi ho capito che l'opportunità era importante, che quindi era anche il caso di rischiare, di proporre qualcosa di nuovo. Oggi è stato un successo meraviglioso, la gente è contenta, tanta gente così era impensabile, cioè era veramente incredibile.
L'idea di questo concerto è nata diversi anni fa, a seguito di un'esperienza che avevamo fatto con l'orchestra del Teatro Carlo Felice a Ravello, sulla Castiera Amalfitana. Abbiamo partecipato così alla stagione concertistica con un concerto all'alba ed è stata un'esperienza così emozionante che al rientro qui in Liguria abbiamo immaginato con i nostri concerti di poterlo proporre in riva al mare, anche perché la Liguria non ha nulla da invidiare rispetto alla Campania sulle bellezze così paesaggistiche e sul mare. Da dove arriva e come è nata la collaborazione con l'Italia? Di origine sono russa, però ormai da quasi 20 anni sono di adozione genovese, ho fatto il conservatorio Nicola Paganini e insomma il mio percorso, diciamo, artistico è cominciato qua in Italia. Cosa vuol dire cantare così presto al mattino? È stata la mia prima esperienza, comunque sindacalmente parlando diciamo che la voce comincia a funzionare solo dalle 10 del mattino e ci tenevo talmente tanto a unirmi a questa esperienza che ho detto di sì e insomma è andata abbastanza bene. Si riunirà domani, 17 luglio, alle ore 18, il rinnovato Consiglio di amministrazione del Villaggio del Ragazzo. Nei giorni scorsi il Vescovo ha rinnovato i vertici dell'Opera Diocesana Madonna dei Bambini, confermando i componenti già presenti, tra cui l'amministratore delegato Giovanna Tiscornia. C'è da registrare però un nuovo ingresso. Monsignor Tanasini è scelto infatti come nuovo consigliere il professor Lorenzo Caselli, che va a prendere il posto lasciato libero da Marco Di Capua, dimessosi prima della campagna elettorale per il comune di Chiavari. Sentiamo. Con che spirito si continua questo lavoro? Intanto di gratitudine nei confronti del Vescovo che ha continuato a darmi fiducia e a dare fiducia al Consiglio. Sento chiaramente il peso della responsabilità, come avevo detto al Vescovo nel momento in cui mi aveva chiesto la disponibilità a fare questa scelta. Confido veramente nel suo sostegno e nel sostegno dall'alto, perché comunque siamo a Paradiocesana. Le sfide del villaggio, la prima rimane proprio quella di essere sempre la risposta a quelli che sono i bisogni del territorio, no? E riprendendo una frase di Don Nando e che ognuno di noi dovrebbe tenere presente, è proprio che il senso religioso del villaggio è l'amore, di conseguenza mantenere questo spirito per essere sempre di più segno nella società di oggi. Il Consiglio di amministrazione può contare su un nuovo ingresso di peso importante e prezioso, il professor Lorenzo Caselli. Perché avete pensato a lui? Ma è stato un suggerimento che è venuto fuori in maniera da uno di noi, ma che è stato accolto in maniera unanime sia dal Consiglio che dalla direzione. E siamo stati molto felici che il professor Caselli abbia accettato questa richiesta, che il Vescovo sia stato molto felice di questo. Credo che la presenza del professor Caselli possa essere di sprone ad essere sempre più ciò che il villaggio deve essere e ciò che era nel disegno di Don Nando, perché comunque il professor Caselli ha una profondissima conoscenza di Don Nando e del villaggio alle origini, quindi ci potrà sicuramente dare una mano proprio a mantenere quello spirito villaggino che anche il Vescovo nell'ultima occasione che abbiamo avuto, che è quella dell'addio di sabato scorso, ha richiamato a mantenere. Il nuovo distributore di gasolio in porto a Chiavari non c'entra con la parte pubblica dello scalo gestita da Marina Chiavari, ma quella privata legata a una convenzione tra Comune e Tigullio Shipping, chiusa positivamente dalla precedente amministrazione Levaggi. A dirlo è il gruppo consigliare Noi di Chiavari, rispondendo alle affermazioni del sindaco Di Capua. Gli attuali amministratori, spiegano i consiglieri Levaggi, Garibaldi e Colombo, all'epoca non presero nemmeno in considerazione l'idea di un distributore in porto.
Ora andiamo a Santa Margherita Ligure. Il Rissoio di Villa Durazzo, nell'ingresso di via San Francesco, è in fase di recupero. Il restauro è stato affidato a Gabriele Gelatti, che in passato si è occupato dei Rissoi di Sant'Erasmo, di San Bernardo e della fontana della Madonnina di Ghiaia. Una volta terminati i lavori, per continuare a garantire l'accesso carrabile nelle occasioni di apertura del cancello, il Rissoio sarà protetto da un apposito tappeto. E come promesso è stata rimessa in sicurezza la cappellina del Monte Caucaso nel comune di Lorsica, colpita da un fulmine sabato 7 luglio. Alcuni volontari e il gruppo Alpini della Fontana Buona hanno lavorato per ripristinare i danni utilizzando anche del materiale messo a disposizione dal consorzio Funghi di Lorsica, Favale di Malvaro e Orero. Intanto si avvicina la festa della Madonna della Pace, in programma il prossimo 22 di luglio. Il ritrovo sarà alle ore 9 a Barbagelata per la partenza per il Monte Caucaso. Alle ore 11 l'alzabandiera, alle 11:30 Santa Messa della Cappellina, suffragio di tutti i caduti, alle 13 il pranzo al sacco e prenotando al rifugio. E ora, come di consueto, gli appuntamenti per martedì 17 luglio. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per martedì 17 luglio alle 16 sul lungomare Labonia Lavagna, mercatino dei creativi dal titolo Un'idea nelle mani, occasione per ammirare piccoli oggetti e opere artistiche fatte a mano. Aperitivo in giardino a Casa Carbone di Lavagna dalle 19 alle 21:30. Sarà possibile visitare la storica dimora in stile fin de siècle. Il CIV Cavi Arenelle dalle 19 promuove l'iniziativa Assaggia Cavi con proposte enogastronomiche itineranti a cura degli esercizi commerciali. Alle 19 in piazza Fenice a Chiavari si terrà uno spettacolo circense con acrobatica a terra, giocoleria e equilibrismo con gli allievi dell'Elido, scuola professionale del circo contemporaneo di Toulouse, presentato per la prima volta in Liguria. L'iniziativa trova la collaborazione tra 3 realtà culturali, le Muse Nuove, Club Spettacolo dal Vivo e Sarabanda. In occasione della 31esima rassegna di teatro dialettale Elio Rossi, alle 21 all'Auditorium San Francesco di Chiavari andrà in scena la compagnia Teatral Nervi con lo spettacolo Fanny ed Esfa a cura di Carlo Oneto. Alle 21 nel cortile del Museo Diocesano di Brugnato si terrà un concerto barocco per violoncello ed archi con la partecipazione del violoncello solista Luca Simoncini e gli allievi e docenti del campus musicale del Conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia. In piazza San Matteo a Genova alle 21:15 la Zewi Dance Company presenta la coreografia Individualità complessa a cura di Alex Azewi. 18ª edizione della rassegna di teatro Il Flauto Magico a Santa Margherita Ligure a cura dell'Associazione Culturale Eureka. Alle 21:15 la compagnia bolognese Nasin Su darà vita allo spettacolo Crepi l'Avarizia nell'area dei Giardini Martiri delle Foibe. Ed infine nei giardini della Torre del Borgo di Lavagna si terrà uno spettacolo comico-teatrale di Eugene Ionesco a cura dell'Associazione Caleido Fuochi. L'evento inizierà alle 21:30. Si è svolto ieri nella piscina di Sessi Levante il terzo torneo di pallanuoto Un salvagente per un vaccino. 4 le squadre partecipanti che hanno offerto spettacolo e tanto divertimento. I giocatori indossavano grossi salvagenti che ostacolavano i movimenti ma rendevano il gioco decisamente divertente. La classifica finale ha visto al primo posto l'Andrea Doria, al secondo il gruppo Pallanuoto Forchetta, al terzo Five Lions Garibaldi, al quarto la squadra di casa del Segesta. Ma il primo posto assoluto è stato conquistato dalla Solidarietà. Grazie al torneo infatti sono stati raccolti fondi per l'acquisto di vaccini contro il morbillo. Domenica 22 luglio si replicherà a Chiavari al campo di beach e waterpolo dei Bagni Gianni alle ore 18. Il torneo è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare con una squadra di almeno 5 giocatori, compreso il portiere. L'appuntamento è sempre organizzato dal Lions Club Alta Valdaveto, Graveglia e Sturla. Torna a Rapallo per il 5º anno consecutivo il Festival Polvere di Magnesio organizzato dalla società ginnastica Tigullio ASD. Da oggi e fino a sabato 21 luglio nella palestra della Casa della Gioventù di Rapallo i ginnasti iscritti saranno seguiti dall'ex olimpioniche e campionesse italiane Giulia Volpi e Veronica Servente, dalla 3 volte campionessa italiana di volteggio Arianna Rocca ed altri campioni come Matteo Morandi, Enrico Pozzo e Alberto Busnari. Un'occasione per conoscerli da vicino sarà il prossimo 20 luglio alle ore 21 in Piazza della Chiappa durante l'incontro pubblico sul tema A testa in giù per guardare il mondo.
A Rapallo hanno preso il via i lavori per la realizzazione del terreno di gioco in erba sintetica del campo sportivo Gallotti in località Poggiolino. Interventi propedeutici all'omologazione del campo per tutto il settore giovanile e scolastico e per la terza categoria. L'opera costerà in tutto 300.000 euro e consentirà, sottolinea il sindaco, di decongestionare il flusso di persone verso il campo Macera. Il prossimo passo sarà quello di dialogare col gestore della piscina affinché i lavori al campo da calcio non siano fine a se stessi ma portino alla riqualificazione di tutto il complesso del Poggiolino affinché possa diventare un polo sportivo d'eccellenza per tutto il territorio. Ad oggi è in corso la stesura dei drenaggi secondari, spiega il direttore dei lavori Enrico Rocchi, un progetto nel quale è prevista anche la sistemazione della quarta torre faro per un'illuminazione diffusa di un certo livello. Intervento, condizioni meteo permettendo, che dovrebbe terminare entro la fine del mese di agosto. E da Rapallo passiamo invece a Chiavari perché partiranno mercoledì 18 luglio i lavori di adeguamento e messa a norma del campo da calcio a 11 in erba sintetica della Colmata a Mare. L'impresa che realizzerà gli interventi è la Limonta Sport SPA con sede legale a Cologno al Serio in provincia di Bergamo, che si è aggiudicata l'appalto offrendo un ribasso del 17% sull'importo base di gara pari a 500.000 euro. Progetto che è stato affidato all'architetto Roberto Capozzi. La conclusione dei lavori è prevista in 30 giorni lavorativi. Oltre al rifacimento del fondo sabbioso e del manto in erba sintetica, commenta il consigliere delegato allo sport Davide Cesaretti, saranno ricostruite le recinzioni e messe in sicurezza le zone vicino al campo sportivo. Questa era l'ultima notizia del nostro giornale, prossimo appuntamento con l'informazione domani 12:45 TG13. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete. Arrivederci.